gorizziani Federico Laurencic e Alberto Mlakar hanno conquistato la vittoria assoluta al 12° Rally di Pasca Dolina, sabato 29 aprile, prima prova del campionato nazionale sloveno, dove 85 equipaggi di 7 nazioni, di cui 13 italiani, hanno battagliato sulle 10 prove speciali su asfalto con 99 km cronometrati su 277 totali. Federico Laurencic ed Alberto Mlakar, dopo 2 gare proficue nella Mitropa Cup con la piccola Peugeot 106, sono tornati alla guida della performante Skoda Fabia Evo del team bergamasco PA Racing, con l'obiettivo minimo del podio assoluto dopo il 5° posto del 2022. Dopo il ritiro per guasto alla vettura del pluricampione sloveno Rock Turk, l'equipaggio goriziano è passato al 2° posto, andando così alla caccia del pilota di casa Marco Grossi, mettendogli pressione al punto che lo sloveno subiva il sorpasso dopo un testacoda sulla parte finale dell'ultima prova speciale. Mancava da oltre 20 anni una vittoria assoluta per l'equipaggio della Gorizia Corse ed il successo di Laurencic e Mlakar è ritornato in una gara internazionale di prestigio. Uno splendido regalo al presidente del sodalizio goriziano Gianluca Fioriti, che dopo 7 anni passerà il testimone, chiudendo con una grande soddisfazione il suo percorso nella Gorizia Corse.